Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal Capanino di Follonica. Seconda finale del Trofeo delle Regioni 2016, Raul Micheli. In pista nuovamente si scozzano le carte tra il Veneto e la Toscana. Un saluto da Enrico Giovannelli, accanto a me a darmi una mano Maurizio Ceccarelli. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Allora Maurizio, le finali praticamente è una sfida Veneto-Toscana. Prima nella categoria Under 13 ha vinto il Veneto per 3-2 e dunque per aggiudicarsi il trofeo già questa partita diventa decisiva, perché se vince il Veneto è chiaro che insomma la formazione del Veneto, tutta la formazione vince il trofeo delle regioni come era successo l'anno scorso. Mentre se la Toscana vince in questa categoria è chiaro che rimanda al prossimo match della categoria Under 17. Sì, intanto dobbiamo dire che insomma questa è una bellissima manifestazione, c'è anche una bella cornice di pubblico, insomma a dimostrazione che questo sport continua a recitare un ruolo davvero importante nel panorama nazionale. Beh, si sfidano le due regioni che in sostanza danno più giocatori e più squadre ai vari campionati italiani. Il Veneto e la Toscana coprono quasi il 90% del bacino dell'hockey su pista. Allora, grazie a Maurizio Ceccarelli. Andiamo allora con ordine subito le formazioni in pista. Per la Toscana, portiere Salines, poi Francesco Banini, Bonarelli, Bonucci, Cortopassi, Antonioni, Petrocchi, Lencioni, Lombardi e il portiere di riserva Iara Irace. L'allenatore è Raffaele Biancucci, mentre per il Veneto, guidato da Massimo Belligio, il portiere Bertuzzo, poi Bertollo, Biasini, Omizzolo, Agostini, Bangert, Borgo della Valle, Vallortigara e Shadrach è l'altro portiere. Ricordo ragazzi nati nel 2002, categoria come detto Under 15. Gli arbitri del match sono Matteo Galoppi di Follonica e Matteo Righetti di Viareggio. Ricordo i tempi sono da 15 minuti. È chiaro che questa, Maurizio, è già una categoria dove insomma l'età e anche il fisico, perché i giovani veneti non lo so come mai mi sembrano sempre più grossi di quelli della Toscana. Beh sì, insomma, probabilmente hanno anche un metodo di allenamento diverso, lo dico per l'hockey ma lo dico anche nel calcio, dove si vedono anche lì insomma dei ragazzi strutturati diversamente rispetto ai nostri. Come dicevo appunto in presentazione, insomma Veneto e Toscana danno tanti giocatori all'hockey nazionale, quindi sarà una sfida davvero bella, appassionante, come insomma anche in questi anni ci hanno fatto vedere proprio qui al trofeo delle regioni. Sì, è Mario Trevisan, l'altro direttore di gara, non Matteo Righetti. Matteo Righetti è diciamo il terzo uomo e quindi insomma anche lui di Viareggio. Intanto subito una conclusione, la respinta da parte del portiere del Veneto. Toscana in maglia rossa, Veneto in maglia bianco-verde, quindi molto facile da riconoscerli. Andiamo a riconoscere allora anche i giocatori. Con il numero 2 manovra Banini, Francesco Banini, lui del Follonica Hockey, quindi gioca sulla pista amica. L'altro poi con il numero 3 il capitano Oscar Bonarelli, anche lui del Follonica Hockey, in pista insieme al numero 9 Luca Lombardi del CGC Viareggio. Questo insomma il quintetto titolare, e il numero 8 Alessio Lencioni, lui della S Viareggio. Intanto ancora una parata da parte del portiere, il numero 10 Ninzu Shadrach del Trissilo 2005. Dicevo in porta per la Toscana con il numero 1 c'è Niccolò Salines, anche lui della S Viareggio. Nel Veneto invece a far compagnia dunque a Shadrach, Nianzu Shadrach, nato appunto nel 2002. Vediamo in pista con il numero 2 Bertollo, Antonio Bertollo del Bassano, con il numero 3 Matteo Biasini, anche lui del Bassano, con il numero 7 Andrea Borgo del Breganze,
e con numero 8 Michele Della Valle del Montecchio Precalcino. Tanto Toscana ancora pericolosa, poi scivola l'attaccante appunto della Toscana. Può ripartire allora con il numero 3 Bonarelli, il capitano Oscar Bonarelli. Lui proprio gioca in casa, ricordiamo, del Follonica Hockey. Da questo momento partita sostanzialmente equilibrata. Toscana tenta di manovrare, palla larga. Maurizio Ceccarelli, insomma, qui ce n'è un paio che le conosci bene perché sono ragazzi di Follonica, però insomma tutta la Toscana, anche questo è un buon movimento, si confermano le due regine, le regioni appunto del Veneto e della Toscana a livello appunto italiano. Ricordo che grazie anche alla comunicazione, intanto un gol, ma che gol da parte del Veneto, ha segnato il numero 8 Michele Della Valle al terzo minuto esatto. L'ha messa all'incrocio dei pali Dalla Valle, davvero un gol bellissimo all'incrocio dei pali. Dicevo appunto, però grazie alla comunicazione di Marcello Burgalelli, lui dirigente della federazione italiana, ci comunicava appunto che in tutti i tornei hanno partecipato Toscana, Veneto, Emilia, Lombardia, Liguria e Puglia, mentre nell'Under 15 era presente anche la Basilicata. Dunque a Follonica per 3 giorni sono arrivati tantissimi ragazzi che hanno inondato insomma la cittadina del Golfo. Eh sì, è davvero un bellissimo spettacolo, ecco, vedere tanti giovani, un movimento hockeyistico davvero così nutrito di giovani speranze, perché poi alla fine insomma questi ragazzi qui, a meno che non abbandonino questo sport, poi si ritroveranno tutti a giocare ai massimi livelli, insomma in A1 o in A2, e come hai detto tu, insomma la Toscana e il Veneto poi alla fine sono quelli che la fanno da padrone, anche poi a livelli in categorie superiori, insomma sono le due regioni che riescono a dare veramente il maggior numero di giocatori anche alle varie nazionali. Sì, intanto la Toscana tenta di riportarsi in attacco, la formazione allenata da Raffaele Biancucci, lui grossetano doc, anche allenatore del CP Grosseto, ora anche a Siena, ma insomma poi tecnico responsabile del settore giovanile appunto regionale. Avanza però il Veneto, affidandosi a Biasini, avvicina a sé il suo capitano Bertollo, rimane però in possesso palla Biasini, tenta di mettere in mezzo, poi la conclusione a fil di palo da parte di Borgo, Andrea Borgo, giocatore del Breganze. La Toscana però può ripartire con il suo numero 9 Lombardi, Luca Lombardi del Viareggio, del CGC Viareggio. Andato a cercare nuovamente Bonarelli, Lencioni, ancora Lombardi, poi in aria, pericolo da parte di Lencioni, palla viene allontanata, la recupera però sempre la Toscana. Se ne sono andati 5 minuti, poco più nel corso del primo tempo. Il gol di Dalla Valle dopo 3 minuti esatti. È dato il pareggio della Toscana. Ha segnato allora con il numero 9, c'era stato un errore, c'è stata una confusione con i numeri. Francesco Banini con il numero 9, c'era data una comunicazione errata dei numeri, allora Francesco Banini porta in parità la Toscana, 1-1 il punteggio. Ci scusiamo, ma avevamo una distinta insomma che non era quella con i numeri esatti, se ne è accorto Maurizio Ceccarelli. Effettivamente Banini insomma ha messo nel sacco Francesco Banini, e poi ancora Banini, pericoloso in area. Sì. È Morgan Antonioni il capitano dunque con il numero 3. Io mi scuso nuovamente, però è chiaro, avevo una distinta che non era quella originale, ce ne siamo accorti fortunatamente. Intanto in area è entrato Biasini, pallina però alta, quindi punizione in favore della Toscana.
Può ripartire allora a manovrare con il numero 8 Luca Lombardi. Giocatore del Viareggio. Smista per Banini. Poi con il numero 2 Matteo Pardini. Eccolo qui. Della S Viareggio. Può recuperare allora Banini, Francesco Banini tenta di andarsene, conclusione la parata di Shadrach. Pericolosa la Toscana in questa fase, ma ancora Veneto dalla parte opposta. Allontana la minaccia il capitano Morgan Antonioni. Poi il tiro dalla lunga distanza da parte ancora di Dalla Valle, l'autore del gol che aveva portato in vantaggio il Veneto. Può ripartire la Toscana, conclusione sempre di Antonioni, la palla larga, poi viene fischiato l'interruzione del gioco. Può ripartire allora il Veneto, prima metà del primo tempo, siamo arrivati dunque alla metà della prima frazione. Maurizio Ceccarelli, la Toscana mi sembra aver preso un po' le misure al Veneto che era partito sicuramente meglio. Sì, all'inizio più Veneto nei primissimi minuti, infatti la Toscana ha subito il gol, poi ha preso le misure, ha trovato insomma coraggio, poi ha trovato anche un gran gol, per la verità anche il Veneto insomma aveva realizzato un bellissimo gol con Francesco Banini, è stato lui un po' quello che ha suonato la carica per i rossi di Toscana. Insomma Banini è uno che ha il suo peso insomma anche in attacco, anche fisicamente insomma è strutturato già diciamo da giocatore, ha fatto un gran gol, ha riportato le sorti in parità e in questo momento insomma la Toscana sta creando e si sta facendo vedere più del Veneto anche in attacco. Intanto Banini finisce giù, c'è il fischio e il fallo di squadra con Matteo Galoppi che va a richiamare il giocatore della Toscana. Arriva allora il time out, si ferma la partita, Biancucci va a un po' di cambi, fa uscire il capitano, il numero 3 Morgan Antonioni, spedisce in pista Lorenzo Cortopassi con il numero 4. C'è da pensarci un po' su Maurizio Ceccarelli. Sì, insomma bisogna cercare insomma soprattutto da parte della Toscana di riorganizzare un po' le cose, cercare di fare un po', sono ragazzi molto giovani in Rio, quindi bisogna comunque parlare, comunicare, farli stare in campo in pista in un certo modo, perché insomma l'età è quella che è, quindi insomma hanno sempre bisogno di suggerimenti e di consigli continuamente. Sì, effettivamente, insomma, questo è il compito anche non solo degli allenatori ma degli istruttori. Chiaro che una finale anche di un trofeo importante come il trofeo delle regioni, giunto insomma a edizioni in questi ultimi anni che hanno fatto vedere il meglio dell'hockey pista. Poi abbiamo ritrovato, come sottolineavi te Maurizio, tanti giocatori poi nei vari campionati di Serie B, ma soprattutto di Serie A2 e di Serie A1. Basta vedere le ultime recenti vittorie anche dell'Under 17 al campionato europeo, quindi insomma e anche l'Under 20 che si sta comportando bene. Ho sottolineato anche che nel precedente confronto dell'Under 13, come poi settimane fa, sempre qui a Follonica alla Palagolfo, alla pista intitolata proprio a Raul Micheli, a cui è intitolato anche questo trofeo delle regioni, si è giocata la Coppa Latina, anche lì abbiamo visto ragazzi Under 23, insomma ce n'era qualcuno oltre, perché insomma giocatori fatti. Sì, assolutamente, è stato veramente un grandissimo spettacolo, abbiamo visto un ottimo hockey e l'Italia insomma in questo ha fatto vedere che per i prossimi anni insomma può soprattutto mister Mariotti dormire fra due cuscini, perché insomma citiamo uno su tutti, Verona, che ha fatto cose straordinarie, ma anche i follonichesi Banini e Paghi insomma hanno dimostrato di essere all'altezza e di essere ormai pronti per i palcoscenici più importanti. E allora rientriamo in cronaca, mancano 5 minuti e 48-47 alla fine del primo tempo, 1-1, una finale anche questa equilibratissima. Il tiro della lunga distanza da parte del numero 8 Dalla Valle, autore, ricordo, del gol del vantaggio del Veneto. Palla larga, recupera allora Lombardi,
Luca Lombardi del Viareggio, il passaggio a cercare il numero 9 Banini, Francesco Banini del Follonica, lui l'autore del gol del pareggio, poi perde la pallina la Toscana. Riparte allora la formazione del Veneto di Belligio, che però viene stoppata. Sempre la Toscana a manovrare, lo fa con Lombardi, chiuso nell'angolo, vicino a sé Cortopassi, poi indietro, il lancio in avanti da parte di Matteo Pardini, palla che finisce nell'angolo, poi viene recuperata. Matteo Pardini del Viareggio, della S Viareggio. Manovra a cercare Banini. Banini le finte, poi il tiro da lunga distanza, una gran botta di Banini, un rasoterra quasi insidioso. Si è buttato però nell'angolo Shadrack, che ancora va alla respinta. Davvero un ottimo portiere Nianzou Shadrack del Trissino 2005. Sempre però Banini a impostare l'azione, ancora un lancio in avanti insidioso. Recupera la pallina il Veneto, dalla valle tenta il servizio per Vallortigara, Mattia Vallortigara del Valdagno. Bloccato, ancora Vallortigara però in anticipo per un attimo la Toscana, allora si può scatenare Borgo in area, blocca tutto il portiere della Toscana Nicolò Salines, mentre il nuovo cambio entra in pista con il numero 5 Oscar Bonarelli. Poi ancora un tiro di Banini, Shadrack la tiene lì. Anche Bonarelli è giocatore qui di Follonica. Tanto Banini lotta, finisce a terra, non c'è fischio. Arriva proprio Bonarelli alla sponda, recupera la sfera, su di lui commesso fallo. Punizione in favore dei rossi di Toscana, come ha detto Maurizio Ceccarelli. Riparte allora la formazione di Biancucci. Conclusione la parata di Shadrack sull'incursione di Lombardi. Adesso contropiede, la gran botta da parte di Borgo, la respinta di Salines. Cortopassi, Lorenzo Cortopassi della S Viareggio. Banini a cercare Bonarelli. Passaggio per Lombardi, ancora Banini. Nuovamente il tiro da lunghissima distanza, un bel fendente, ma questa volta largo. Allora il Veneto può impostare in questi ultimi 2 minuti e 20, mentre rientra in pista con il numero 3 Matteo Biasini del Bassano. L'assist, poi la conclusione di Vallortigara, palla leggermente larga, la recupera Banini, anzi Cortopassi, lo scarico verso Bonarelli in area per l'incursione di Lombardi, si salva la difesa del Veneto, siamo già dalla parte opposta, ferma tutto Bonarelli, poi arriva a rimorchio Banini, Banini pensa al tiro, mette in mezzo, alla fine Shadrack allontana. Sbaglia però il disimpegno il Veneto, recupera Lombardi. Banini a cercare Cortopassi, ancora Lombardi. Sempre Lombardi a manovrare, un assist nel mezzo ma non c'è nessuno. Pallina facile per Biasini, ci stiamo avviando in questo finale di primo tempo. Maurizio Ceccarelli, una partita divertente dove ogni attacco può essere un'occasione a gol. Sì, è una partita molto, molto bella. La Toscana sta giocando secondo me meglio del Veneto, perché in questi ultimi, a parte ecco proprio l'inizio dove c'è stata qualche difficoltà, poi la squadra insomma Toscana appunto ha preso le misure ai Veneti, ha creato molte occasioni. Da sottolineare come Banini sia quello che ci sta provando di più, ecco, lui ha questa capacità, questo tiro da fuori molto, molto forte, anche preciso, ha messo in difficoltà diverse volte insomma l'estremo difensore del Veneto.
Sì, ci prova ancora però la Toscana con Lombardi, la conclusione. Shadrach, davvero bravissimo, il portiere del Veneto, Nianzou Shadrach. Recupera la pallina la Toscana, poi la perde nuovamente con Biasini in area. Il tiro da parte di Vallortigara, si salva Salines. Ormai pochi secondi alla fine del primo tempo, ci prova Banini, l'ultimo tiro, si va dunque a riposo sull'1-1 dopo il gol al terzo minuto di Dalla Valle che portava in vantaggio il Veneto. La risposta dopo 5:35 di Francesco Banini per la Toscana, 1-1. Maurizio Ceccarelli, bel primo tempo, sono sicuro che anche la ripresa sarà su questo ritmo. Sicuramente ci divertiremo, su questo non c'è dubbio. E allora a risentirci per l'inizio del secondo tempo.
Nella finale terzo e quarto posto categoria del 15 l'Emilia ha battuto la Liguria 6-2. Squadre di nuovo in pista, ormai pochi attimi all'inizio della ripresa tra Toscana e Veneto. C'è stato un cambio in porta nelle file della formazione di Massimo Belligio, appunto del Veneto. È entrato Cesar Bertuzzo al posto di un ottimo Nianzou Shadrack. Maurizio Ceccarelli. Tra l'altro due portieri di origini straniere, perché Shadrack del Gambia, originale del Gambia, ma insomma adottati da anni in Italia, e Cesar Bertuzzo, lui è colombiano, quindi insomma belle caratteristiche, sono date a una disciplina nuova, credo per loro, insomma nei loro paesi non si gioca certo hockey. Mi sembra una disciplina nuova, e anche da quello che abbiamo visto durante il primo tempo, insomma Shadrack insomma ha fatto anche vedere di saperci fare, insomma ha difeso molto bene la porta del Veneto, si è opposto almeno per quelle che ho contato io in 3 o 4 occasioni appunto di Francesco Banini molto insidiose, quindi ha dimostrato, nonostante sia per loro e per insomma la gente del suo paese uno sport nuovo, ha dimostrato insomma di saperci fare, di essere un portiere assolutamente affidabile. E allora staremo a vedere in questa ripresa, ricordo tempi da 15 minuti. Quindi le squadre dovranno stare anche attenti. Perché insomma ogni gol diventa davvero decisivo in questa fase. Siamo, ricordo, sull'1-1. Può ripartire però intanto la Toscana. Avanza per linee centrali, porta avanti la pallina, che poi viene persa, la recupera in questo caso Biasini. Poi ancora Toscana. Confusione un attimino in pista. Recupera però la palla la Toscana, anzi il Veneto, con Bertollo che avanza inseguito, poi stoppa tutto Pardini con il numero 2, riesce anche a recuperare la pallina.
Subito la lancia in avanti a cercare Lencioni, Alessio Lencioni della S Viareggio. Avanza Lencioni, gli soffia la sfera Dalla Valle. Dalla parte opposta va l'Ortigara, poi Dalla Valle, ma lì c'è Salines che va alla deviazione. Parte allora la formazione di Raffaele Biancucci. Il tiro di Pardini alto. Ancora il Veneto che si rifà sotto. Se ne sono andati già 2 minuti e mezzo in questa ripresa. Capitano Bertollo. Poi la recupera però la Toscana. Mentre entra in pista con il numero 7 Bonucci. Lorenzo Bonucci del Follonica. Lo scarico adesso è per Lombardi. Pensa al tiro Lombardi. Una botta centrale, però fa buona guardia in questo caso Bertuzzo. Siamo già dalla parte opposta. Proprio con Bonucci che va a stoppare il passaggio. Recupera la palla Bertollo. Recupera la sfera Pardini in area, pericolo poi da parte di Lombardi. Si fa sotto ora Bonucci. Ancora Bonucci, il tiro, sempre Cesar Bertuzzo alla respinta. Toscana che sembra adesso fare la partita, il Veneto è lì che si difende. Che va però anche a recuperare la pallina con Bertollo. Il capitano. 4 minuti, sempre 1-1. Va all'Ortigara. Ancora Bertollo. Bloccato da Bonucci che tenta di andarsene. Pensa anche al tiro, questa volta conclusione potente ma decisamente alta. Allora Bertollo è già dalla parte opposta. Bloccato. Può scatenarsi il contropiede con Banini. Banini, il tiro alto. Quando Banini attacca poi la conclusione pericolosissima da parte di Pardini. Si salva la porta del Veneto. Mi sembra che la Toscana sia più incisiva, anche se si rimane sempre sull'1-1, Maurizio. Mi è sembrato palo, ho visto male? Comunque occasionissima per la Toscana. Ci ha provato prima ancora Francesco Banini, insomma, è tutta la partita, insomma, una sorta di tiro al bersaglio contro il portiere del Veneto. Per ora gli è andata male a parte il gol, però insomma ci sta provando ancora. La Toscana è partita in sostanza come ha finito il primo tempo, in avanti all'attacco, alla ricerca del gol. Per il momento però il gol non arriva, mancano 10 minuti esatti alla fine, sempre 1-1 fra Toscana e Veneto. Sì, il gol non arriva anche perché insomma sono già buone categorie queste, under 15, ricordo finale del trofeo delle regioni. Intanto Banini si salva Bertuzzo. Allora recupera Bertollo. Passaggio a cercare Vallortigara. Veneto che manovra un po' di più. Tanto Banini lotta. Sempre però Dalla Valle che mette in mezzo. In quella zona buona guardia fa Bonucci. E allora Toscana nuovamente in avanti. Le finte di Pardini. Andiate a cercare Bonucci. Banini ogni volta che vede un po' di spazio pensa subito al tiro. Sempre Toscana. Adesso il pressing del Veneto. Banini tenta di andarsene, bloccato da parte di Dalla Valle, anzi di Vallortigara. Poi alla fine in qualche modo recupera Pardini. Anzi era il numero 8 Lombardi, bloccato dalla parte opposta Dalla Valle, anche lui pensa al tiro, la palla larga poi anche alta, dunque arriva il fischio, possesso che torna ai rossi di Toscana che avanzano nuovamente con Pardini. Banini dietro la porta ma si chiude bene la difesa del Veneto. Poi Banini tenta un assist per Pardini, pallina leggermente lunga.
In pista è rientrato anche con il numero 3 Morgan Antonioni, giocatore del Forte dei Marmi. Banini, gran conclusione, la respinta con il guantone da parte di Bertuzzo. Poi in difesa lotta il capitano Antonioni e recupera la pallina. Poi Pardini se ne va. La difesa però del Veneto in area, difficile penetrare. Ma sempre la Toscana in pressing. Banini si libera bene, ma due avversari davanti a sé, le finte. Costretto a ripiegare. C'è velocità, ma difficile trovare un pertugio. Allora si riparte a centropista, ancora Banini. Nella parte opposta il capitano, ma preferisce l'assist per Pardini. Ora Antonioni. Chiuso da Vallortigara. Antonioni riesce a scaricare su Banini. Banini limite dell'area, ma in tre lo vanno a difendere. Poi una gran botta, la paratissima di Bertuzzo. Banini davvero è dotato di un tiro che se ne vede pochi, anche non dico tra i grandi, ma insomma via. Sì, beh, diciamo che a questi livelli se ne vedono pochi. Aveva fatto una gran cosa Francesco lì, era riuscito a mantenere la pallina nonostante l'attacco di un difensore, si era girato su se stesso ed era riuscito in qualche modo a scaricare verso la porta. E ancora il portiere insomma ha risposto da Parzù e ha negato la gioia del gol a Banini. Sarebbe stato il gol del 2-1. Comunque partita molto, addirittura secondo me più divertente in questa ripresa rispetto al primo tempo. Sì, nella ripresa squadre forse che hanno un po' più paura, quindi cercano di chiudersi meglio in difesa, allora concedono i tiri dalla distanza. Ricordo, questi sono giocatori classe 2002, quindi 14 anni. Qualcuno anche forse meno. Intanto manovra Antonioni al tiro. Intercetta, poi gol! Il gol da parte di Lorenzo Bonucci. Passa in vantaggio la Toscana, è stata una conclusione a mezza altezza. E dunque dopo 8 minuti e 38 secondi Bonucci, l'idolo di casa, fa 2-1. Un gol questo, Maurizio, casuale posso dire, perché c'era stata una respinta corta, però è stato bravo Bonucci, Lorenzo Bonucci, a girarla in diagonale e metterla sotto la traversa. Secondo me è stato molto bravo perché poi era in equilibrio precario, è riuscito a mettere la pallina in sostanza nel 7 alla destra del portiere del Veneto, quindi non era assolutamente semplice metterla dentro. Ce l'ha fatta, è stato svelto, è stato furbo e la Toscana è andata avanti 2-1, quindi gol però sostanzialmente meritato perché insomma la partita in questa ripresa la sta facendo la Toscana, quindi il gol è il giusto premio alla partita che sta giocando la formazione toscana. Sì, ma c'è ancora tantissimo da giocare. Sempre Bonucci indietro, recupera Banini, anche lui sempre un pericolo per la difesa del Veneto. Tanto Biancucci, tecnico della Toscana, sta chiamando un time out. Banini indietro per Bonucci, passaggio in avanti, ancora in area, la conclusione, un diagonale pericoloso da parte di Lombardi, largo di un soffio. Poi la Toscana deve arrivare al tiro, lo fa con Bonucci, ma lì c'è Bertollo. Mentre altri cambi, rientra in pista con il numero 7 Borgo, Andrea Borgo del Breganze. Tanto Bertollo, Borgo. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti. Bertollo pensa al tiro, la parata di Salines. Poi recupera tutto Lombardi. Un passaggio a cercare Bonucci, l'autore del gol del 2-1. Bonucci mette in mezzo e poi il 3-1 firmato dal capitano Morgan Antonioni. Allunga mi sa che però viene annullato. Sembrava la rete di Antonioni, ma
c'era stato probabilmente un tocco, visto poi il fischio. Non abbiamo ben capito il perché, ma sembrava gol, insomma, di Antonioni, ma non so cosa ha visto Maurizio, ma forse un tocco con il pattino, perché non ha esultato più di tanto, ha fatto gol, poi dopo si è subito fermato, è arrivato il time out, ma gli arbitri non hanno convalidato. Ricordo i due fischietti di questa partita, che sono Matteo Galoppi di Follonica e Mario Trevisan di Viareggio. Sì, può essere che nell'azione si sia portato avanti la pallina con il pattino. Io sinceramente non me ne sono accorto, ecco. Ho capito che il gol era stato annullato quando ho visto che nessuno in sostanza ha esultato, è stato chiamato il time out e lì mi sono reso conto che comunque il gol non era valido. Si rimane sul 2-1 a 4:24 dalla fine. Eh sì, riparte la partita. Allora Bertollo. Ancora il capitano De Veneta a impostare. La Toscana si è messa a zona in questa ultima parte di partita. Difesa a zona per i rossi di Toscana, chiamata da Biancucci. Si va a scontrare dalla valle contro Banini, poi recupera Bertollo. Ancora dalla valle, poi in area allontana Antonioni. Palla considerata alta, dunque punizione in favore del Veneto. Mentre Belligio, il tecnico del Veneto, si sgola, vuole un tiro verso la porta. Bertollo e Dalla Valle tenta di spostare la pallina, può ripartire però Banini in contropiede, il tiro, la parata di Bertuzzo, un po' precipitoso Francesco Banini in questa circostanza, ma insomma lui dotato di un gran tiro, l'ha messo in mostra molte volte in questa partita. Ancora Banini, inseguito da Borgo, rimane in possesso palla Banini, cerca di scaricare, la palla intercettata, poi in qualche modo arriva a Bonucci. Ancora Banini, 3 minuti, poco più alla fine della partita. Anche questa davvero combattutissima. E tanto il gol! Questo è buono, il gol ancora di Bonucci, che l'ha messa all'incrocio dei pali. 12° esatto. Bonucci fa doppietta. Anzi, Lombardi, scusate, Lombardi. Ma mi sembrava il numero 7 a dire la verità. Quindi Bonucci, lo speaker ha detto Lombardi, ma Bonucci ha fatto gol. 3-1, doppietta allora di Lorenzo Bonucci del Follonica a 2:50 dalla fine. Maurizio Ceccarelli, insomma, respira di più la Toscana adesso. Insomma, 3-1 comincia a essere un buon vantaggio, è stato molto bravo Bonucci e direi che da quando è entrato nel secondo tempo, insomma, la Toscana ha aumentato decisamente il numero di giri, insomma, ha dimostrato più verve e ha segnato poi anche 2 gol, quindi è stato quanto mai, insomma, un ingresso azzeccato da parte del tecnico Biancucci. Sì, nel Veneto è entrato anche Matteo Mizzolo con il numero 4, anche lui del Bassano. Intanto pericolo in area appunto del Veneto, con la pallina che è finita fuori dalla pista. Lo scambio, ma l'arbitro Galoppi fa segno che deve fischiare lui. Banini, passaggio per Lombardi, Antonioni, mentre l'arbitro fischia l'interruzione del gioco perché la porta va sistemata. Non se n'era accorto Cesar Bertuzzo, ricordo portiere di origine colombiana, come era straniero possiamo dire, ma insomma ormai ragazzi adottati. Nianzou Shadrack, lui del Ghana, ma davvero ottima la prestazione sia di Shadrack che di Bertuzzo nel Veneto, così come quella di Salines, Niccolò Salines della S Viareggio nella Toscana. Avanza allora Antonioni che porta avanti la pallina, indietro a cercare Bonucci, palla ancora nella zona
di difesa della Toscana, ributtano avanti Banini, non ci arriva Antonioni. Ormai 90 secondi alla fine, ultimi cambi, rientra in pista Biasini per il Veneto che ci prova, ma lì c'è Banini che blocca tutto. Avanza con la Toscana Antonioni, le finte, vuole mantenere il possesso palla, ci riesce. Poi Antonioni prova un alza e schiaccia, largo, recupera Lombardi. È arrivato però un fischio, c'è anche il time out chiamato da Massimo Belligio. Maurizio, 1 minuto e 05, 2 gol di vantaggio, però come nei grandi non è mai detto nulla. Poi, visto le ultime insomma, telecronache dove in sostanza non abbiamo azzeccata una, preferisco insomma non sbilanciarmi, quindi 1 minuto è poco, 2 gol di vantaggio sono molti, però insomma questo è uno sport che ci ha abituato davvero a tantissime sorprese, soprattutto negli ultimi secondi. Intanto nella finale per il terzo e quarto posto l'Emilia ha battuto la Liguria per 6-2, arrivando dunque terza, la Liguria quarta in questa categoria Under 15, con la Toscana avanti per 3-1 a 1 minuto e 05 dalla fine. Nell'Under 13, ricordo, ha vinto il Veneto che ha battuto sempre la Toscana per 3-2 e dunque in questa rivincita nell'Under 15 la Toscana avanti per 3-1. In questo caso si andrà alla bella, diciamo, per la categoria Under 17, sempre tra Toscana e Veneto. E allora chi vincerà si aggiudicherà il trofeo 2016 delle regioni Raul Micheli. Intanto il Veneto cerca di recuperare la pallina, 40 secondi. Lo fa Borgo però sbaglia l'appoggio. Banini lo riporta avanti. Rimane in possesso palla. Francesco Banini poi va giù. Non c'è fischio. Allora Veneto dalla valle, affrontato e messa a terra da Lombardi che si becca un cartellino blu. Lombardi commesso fallo da cartellino blu. E allora sul dischetto della punizione di prima si presenta Andrea Borgo a 22 secondi dalla fine. Che va a sfidare Niccolò Salines. Andrea Borgo del Breganze contro Salines del Viareggio. Parte Borgo, le finte, sbaglia tutto. Si salva allora la Toscana che deve resistere ancora pochi secondi, ma con un uomo in meno. Veneto che può giocare l'ultima azione in power play, il tiro allontanato. In pista anche col numero 6 Bangert, anche lui del Breganze. Il tiro di Dalla Valle alto e allora 1 secondo dalla fine la Toscana vince il trofeo delle regioni 2016 categoria Under 15, batte 3-1 il Veneto. Ricordo i gol: nel primo tempo aveva portato in vantaggio il Veneto Dalla Valle al terzo minuto, dopo 5:35 il pareggio di Banini. Nella ripresa la doppietta di Lorenzo Bonucci del Follonica all'8:38 e al 12° per il 3-1 finale. Maurizio Ceccarelli, rivincita della Toscana, ma insomma il trofeo delle regioni o Veneto Toscana, quindi non si scappa per aggiudicarsi proprio l'intera manifestazione, terza partita nella categoria Under 17. Sì, della partita posso dire che è stata molto bella, divertente. Il Veneto esce a testa alta, ma la Toscana secondo me ha giocato meglio, ha creato di più, ha fatto vedere le cose migliori, quindi sostanzialmente credo che la vittoria sia meritata. E allora ci sono i saluti fra le due formazioni. Ribadisco il punteggio dal Capanino di Follonica nella finale Under 15 fra Toscana e Veneto. Ha vinto la Toscana per 3-1, aggiudicandosi appunto la categoria del trofeo delle regioni 2016. Con questo è tutto, a risentirci per la terza finale sempre tra Toscana e Veneto.